Allora, vediamo un po' se la regia ci mette in onda il messaggio che era arrivato prima, che non siamo riusciti a leggere, però giustamente diamo una risposta anche ai telespettatori. Se chiede qualcosa, associarmi a voi, che costi ci sono? Grazie, fate comunque un ottimo servizio per noi piccoli consumatori. Come funziona? Che costi ci sono? Funziona che intanto noi abbiamo una forma di tesseramento che a livello nazionale c'è. Se andate sul sito www.adocnazionale.it troverete già la quota tessera. Ci sono varie formule, c'è la tessera per le fasce sociali disagiate, c'è la tessera ordinaria, c'è una tessera biennale, annuale, ci sono tutte le varie formule, va dai 10 ai 20 euro, penso, non di più all'anno. Adoc Veneto si è dotata di questo, per un po' di tempo ha cercato di fare proprio il minimo sindacale, diciamo, ecco. Facevamo anche per i pensionati 3 euro, 5 euro all'anno, giusto perché ci sono anche, e questo devo riconoscerlo, ci sono anche i finanziamenti sia per quanto riguarda i reclami e le conciliazioni da parte del Ministero, e quindi mi raccomando, in qualsiasi associazione vi rechiate, sappiate che o se fate voi la conciliazione paritetica è gratuita. Ecco, la conciliazione, abbiamo parlato, abbiamo accennato paritetica. Volevo ringraziare, mi scuso Elena, il signore che dice grazie per i piccoli consumatori. Cominciamo a dire che siamo tutti consumatori allo stesso livello, quello che spende 20 euro, quello che ne spende 200 o 2000, e adesso abbiamo anche attivato con tutte le compagnie, parlo di telefonia, energia, ma parlo anche di altre situazioni, sia conciliazione paritetica che anche la conciliazione in Corecom, quella cosiddetta col Concilia Web, anche per le posizioni micro business e business. Quindi rivolto anche all'azienda, visto che io sono anche rappresentante in Camera di Commercio di Padova, ai nostri iscritti della Camera di Commercio di Padova dico che Adoc Veneto, Adoc Padova nella fattispecie per Padova, no? È a disposizione anche per gli artigiani, i commercianti, le microaziende e il micro business, e anche il business fino a un certo punto, chiaramente, perché se mi arriva uno, una volta mi è arrivato uno che aveva 56 linee telefoniche, allora ha cominciato a dirmi, Tim, ha detto, vabbè, ho detto una, vabbè, scusatemi, cioè la compagnia telefonica mi ha detto, scusami, questo ha 56 linee telefoniche, forse è meglio che ci vediamo con gli avvocati. Vabbè, detto questo, l'azienda, ecco. Però comunque abbiamo parlato di la conciliazione di artigiani, commercianti, insomma ce ne sono sì, che hanno... perché ci sono quelli, tipo gli artigiani per esempio, l'idraulico, che ha la partita IVA che però si sente nella zona grigia perché non è né business né neanche privato, perché c'è il consumer, si chiama in italiano, in inglese perché adesso si parla solo in inglese, il consumer e il business. Io come conciliatore da 15 anni, sì, 15, come conciliatore, quando entro nella mia interfaccia con le varie compagnie telefoniche, sono conciliatore di tutta la telefonia e dell'energia, mi trovo, questo cliente è consumer o business, per cui devo anche specificare che tipo di linea è, se è una consumer o una business, proprio appunto perché ci sono vari riferimenti diverse, anche legislativi, eccetera. Chiaro, ma penso anche proprio nelle indagini stesse, chi fruisce del telefono. Sì, diventa molto più... Esatto, quanti terminali ci sono, ma mi sembra anche una cosa logica. Allora, a tutti i miei bravi piccoli consumatori e grandi anche, dico che le associazioni consumatori, io parlo di quelle che conosco, Federconsumatori, Adiconsum e Lega Consumatori, che stanno nel CRCU Veneto, quindi riconosciute dalla Regione, fanno un gran lavoro di back office. Sappiate che un reclamo e una conciliazione non sono cose che si esperiscono in 2 minuti, perché se pensi, Elena, che da quando uno viene, si siede, sta là un quarto d'ora, 20 minuti a dire ma hanno imbrogliato, cioè già in quei 20 minuti tu devi fare sintesi, devi preparare un reclamo che sia coerente e cogente per quello che stai andando a chiedere, e poi devi andare a fare una conciliazione, per cui io conciliatore alla fine dopo il reclamo devo aspettare 30 giorni o 45 per poter esperire la conciliazione.
voglio spezzare una lancia in favore delle compagnie, anche telefoniche. Guarda, oggi proprio mi voglio stravolgere il mondo. Dico che in questi ultimi 10 anni, io a proposito, quest'anno faccio 15 anni che ho preso in mano Adoc, quindi festeggeremo anche 15 anni. E sono veramente, il protocollo di conciliazione si sono estesi a tutte quasi una buona parte delle grandi compagnie, e anche le compagnie che io chiamo domestiche, penso all'energia, penso a Era, posso pensare a quelle nostre, diciamo, di prossimità, no? Anche loro hanno sottoscritto tutti i protocolli di conciliazione con i consumatori. Quindi anche se aveste bisogno, per la luce, ne parleremo magari la prossima volta, per l'energia, faremo anche chiedere, ecco, un messaggio, una informazione tecnica, e spero possiate rispondermi. Io credo che la mia connessione internet sia durante il giorno più lenta. Come posso capire, come controllare, visto che il gestore mi garantisce una certa soglia? Grazie. Questa è proprio tecnica, quindi caro amico che ci hai scritto, tu non dovresti fare altro che in almeno 3 fasce orarie, mattina, primo pomeriggio e sera, no? Attivare, andare su internet e cercare Ookla Test, è una app che misura la velocità del tuo download e upload, cioè del tuo traffico dati, la velocità con cui ricevi e spedisci i dati. Ookla. Ookla, sì. Test. www.ookla Test, certo. E viene fuori su Google, ti esce fuori una schermata nera con un vai, clicchi sul vai e lui ti dà il download, il grafico della tua connessione, e ti dice quanti megabyte in uscita e quanti in entrata. Una volta che ti è uscita questa schermata, la stampi in PDF dallo schermo direttamente, fa uno screenshot, si chiama adesso in inglese, perché uno screenshot in inglese. Se poi dopo non ha capito, io lascio il mio numero di telefono alla Elena e lo facciamo noi per lei, non si preoccupi. Quando ha fatto queste 3 rilevazioni, la compagnia telefonica, se la fai per 2 o 3 volte in una settimana, dovrà riconoscere che la connessione non rientra nei parametri che tu avevi pattuito con loro. Perché c'è un minimo. Viene nell'associazione dei consumatori o spedisce direttamente al gestore telefonico, spedisce lo screenshot e dice: cari amici, o mi sistemate la connessione, o se no altrimenti io me ne esco fuori senza spese, me ne vado via, cambio gestore. Perché vuol dire che in quella zona là non c'è copertura. In Italia siamo ancora a macchia di leopardo, Elena. Se penso che io in centro abbiamo la iperfibra, se tu vai fuori qua del tuo studio più avanti non c'è ripetitore, per cui viaggi massimo a 30 mega. Un altro, nelle strade dove per esempio hanno costruito ultimamente, dove hanno costruito negli ultimi anni, non sono arrivate tutte le tecnologie, tipo nelle periferie dei paesi, tipo a Cittadella, nella periferia di Cittadella stanno diventando matti, perché nelle nuove costruzioni che hanno fatto, chiaramente i gestori hanno visto che per poter portare la fibra bisogna spendere, perché bisogna... E poi dopo scopro che l'Italia vuole andare ai 5G, di qua, di là, e poi dopo vai fuori da Padova e trovi ancora 2 mega. Ancora con la DSL, capisci che arriva col carretto e ti domanda: scusa, pronto, sono arrivato. Quindi ci sono situazioni anche qui situazioni che, ecco, il nostro amico, se non se la sente o se non riesce a farlo, telefona, si rivolge a Adoc, abbiamo il numero di telefono, se no va sul sito www.adocveneto.it, contattami, sul forum contattami, scrive nome e cognome, mi scrive la sua mail oppure mi lascia il suo recapito e lo faccio io poi dopo. Vedrà che poi dopo il suo gestore, quando lei ha mandato gli screenshot, le risponderà subito dicendo: ah, non si può fare niente perché di qua... allora vabbè, ciao amico,
me ne vado da un'altra parte, vediamo se c'è un altro gestore che mi garantisce magari un servizio migliore. La qualità famosa del servizio di cui ho parlato prima. Che bisogna che quindi è lo step primario, però purtroppo molte volte la qualità si controlla e si può verificare solo quando c'è un problema. Finché tutto va bene. Sì, anche quello diciamo, ecco, si può verificare fino a un certo punto, si può verificare comunque. Allora siamo giunti al termine praticamente, vogliamo ricordare innanzitutto... Abbiamo già finito così, mi lasci... Il tempo sta volando, l'ultima battuta, c'è qualcosa da aggiungere? Ecco, io volevo intanto aggiungere che dobbiamo cercare di diventare un po' più protagonisti del nostro destino, perché molte volte ci affidiamo anche, è molto facile rognare su tutto quello che non funziona, però noi cerchiamo di fare qualcosa per poter gestire al meglio la situazione. Oggi abbiamo parlato dei telefoni, vi ho detto tre cose fondamentali, vi ho detto del telefonino, vi ho detto se andate sul nostro sito internet c'è già un video su YouTube. A proposito, abbiamo aperto il canale YouTube dall'altro giorno, e quindi dove guardate, ci saranno seguite i video, varie pillole di sto presidente che ancora non interessantissime, che in un minuto e mezzo riassumono in un minuto tutto. E mezzo vi dico già quello che dovreste fare e quello che non va. Perfetto. Sergio Taurino, presidente regionale ADOC, grazie ad ADOC Veneto di questo primo appuntamento, ne seguiranno naturalmente altri. Voi per seguire le nostre puntate comunque guardate anche il nostro sito, guardate il sito di ADOC Veneto, non aspettate tempo ma subito reclamate se ci sono delle problematiche o chiedete una consulenza all'associazione di consumatori. Grazie, buon proseguimento, buon lavoro Sergio Taurino, a presto. Grazie Elena, grazie anche a te, un abbraccio.